Al Perilibro, un'intervista doppia ha approfondito il tema dei gulag come campi di concentramento staliniani attraverso le voci dello scrittore Alberto Zisa e del giornalista Alessandro Tic. I gulag, strumento di terrore del regime sovietico, sono stati discussi in dettaglio, evidenziando il loro impatto sulla società e sul potere politico della Russia. Io ho trovato per caso questo autore bazzicando nelle librerie dove ci sono letterature straniere. Ecco, mi sono portato a casa questo libro, ho cominciato a leggerlo, ho visto che non era un autore comune, un qualsiasi autorucolo da divertimento, e ho capito che era un autore degno di questo nome, un vero scrittore. Io mi sono messo in contatto col nipote di questo autore, il quale è stato ben felice di sapere che c'era qualcuno che si interessava di questo libro, e ho cominciato a tradurlo dal principio. Per esempio il primo libro è quello che è stato pubblicato, narra di come è stato imprigionato, messo nei gulag, come è stato il processo, un processo di pochi minuti. In questi libri che ho tradotto si parla appunto della vita, di com'era la vita in questi gulag frequentati da questo autore. Sì, un personaggio incredibile perché ha fatto di tutto nella sua vita, è stato anche una spia, ma poi tra le tante cose che ha fatto si è scoperto, almeno noi lo scopriamo, grande scrittore, perché questi libri descrivono la vita nei gulag in maniera molto intensa, molto emozionale anche. Non è una cronaca, è pura letteratura di questo personaggio che grazie alle traduzioni del dottor Zisa scopriamo anche noi. I lager nazisti sono tristemente noti per essere veramente dei campi di internamento in cui finivi anche molto spesso gassificato. Qui morivi comunque, ma soprattutto di stremo delle forze, oppure se tentavi di fuggire ti sparavano, come si capisce dal libro. Questi erano anche campi di lavoro, la gente lavorava addirittura in mezzo alla foresta perché dovevano costruire delle nuove case, delle nuove strutture, però poi era una libertà assolutamente vigilata in cui dovevano rientrare poi nelle loro sedi, in questa vita per la quale l'autore si vede anche abbastanza rassegnato. A un certo punto lui si abitua a queste condizioni, oserei dire, disumane, e cerca di dare anche un po' di umanità nella descrizione. Quindi lui era interessato anche alla vita dei suoi compagni di prigionia. Quindi in questi libri ci sono le vite di una miriade di persone di cui si vede, si narra la vita, le vicende. L'autore, proprio come stai facendo tu in questo momento, intervista, raccoglie le memorie dei suoi compagni di internamento, e ognuno ha un'esperienza diversa. C'è il criminale, c'è l'idealista, c'è la persona che non capisce perché si trova là, eccetera, ma ognuno racconta la sua esperienza. E la cosa bella è che lui riesce poi a cogliere gli aspetti anche psicologici, umani, ed è una descrizione molto particolare. Non è solamente una cruda esposizione di persone prigioniere, ma è anche un tentativo di dare, come forse ho già detto, un'umanità a questo universo recluso. E questi libri c'è una varietà anche non è solo gulag, ma è anche vita, perché lui sa inframmezzare la narrazione drammatica con episodi della sua vita, della vita di questi altri, se sono di tanta gente, insomma.